Armando, che dire? Dobbiamo salutare i nostri ascoltatori, quelli che ci stanno guardando, e sono moltissimi. Sì, Perché noi veramente, riceviamo telefonate tutta la settimana. certo, poi una tavola reale così è bellissima. Ma cosa tu lo dici? sai perché è una tavola reale così? Sì. Perché questa, ci dispiace dirlo, sarà l'ultima trasmissione della serie, perciò abbiamo ospiti tutta questa Ma bella come? gente. Cosa mi dici? L'ultima Non lo trasmissione? sapevi? No, tu mi hai promesso che quest'estate volevi creare dei piatti tutti un po' mossi, tutti un po' osè, Ah, me lo tutti fa- a base di frutta, non so cosa mi dicevi. Di che? Di frutta. Di frutta con le 2 T? Sì, sì, Possiamo sì. anche farla, Magari però una, due magari. dobbiamo abbinare i prosecchi, le birre, i salumi di tutti gli amici che abbiamo qui. Certo, E allora, perché interrompere così? Magari qualcuna si farebbe degustare magari, non so, 2 spaghetti cucinati e conditi con le albicocche. Cosa sta dici? bene, è l'anguorino. Oppure, Te sa non che so, quando che te mi parla di spaghetti, Oppure, non so, che dire, un risotto fatto con i persili. anche, Sì, è una meraviglia. ma Oppure vuoi il massimo dei risotti, proprio la firma del risotto, sai qual è? quale? Quello che ha il colore della tua camicia. Il risotto di mare. No, Da mare. Da mare, da mirtilli. È il più bel risotto che tu puoi fare, perché quando tu cuoci il risotto con i mirtilli, il mirtillo che ha quel condimento dentro e scioppa e ora butta fuori tutto il sughetto che ha dentro e ti fa una mantecatura che non ti dico e dopo all'ultimo momento ti dirà una bella masnada del pepe, è una gioia. Guarda È una che gioia. Ti pensa che nei papille gustative l'è una emozione continua. Sì, ma guarda che la regia mi ha detto che abbiamo ancora 10 minuti soli. Ah, bon, non parlo più. Ah, ecco, no, abbiamo la gioia di presentare i Sì. nostri amici. Tua moglie, per esempio, l'Ave che ci ha sostenuto. Poi la in fa tutte- da comin sempre, per Sì? cui, sì. Ah sì? Parli tu la sera quando vieni a casa, quando te va a casa? Sì? Sì, altro che Bene, abbiamo bene. un dialogo molto bello. Bene. Sono contento perché la conosco da quando eravamo piccolini. Poi abbiamo lì la Silvana Balbinot, no? Ernesto non c'è, insieme a tuo figlio, sono andati da un'altra parte, però voi siete degni rappresentanti, la Anna, no? Che poi ci spiegherai, anzi ce lo vuoi spiegare subito, quella tua nuova idea. Assolutamente sì. Questo è un nuovo nato, è in commercio esattamente da lunedì, penso, o forse no, venerdì. Si tratta dello Springo Green, un prosecco sui lieviti, quindi siamo tornati a produrre un prosecco un po' come faceva il nonno Aldo, il nostro nonno. Si tratta di una rifermentazione in bottiglia che, a differenza del metodo classico, non vi è la sboccatura. Green perché in particolare la nostra linea Springo è certificata. Vediamo in ogni bottiglia il bollino con l'ape, ogni bottiglia ha il suo numero perché si tratta di edizioni limitate. In questo caso abbiamo prodotto poco meno di 5.000 bottiglie, quindi è proprio un prodotto, una chicca. E il packaging poi, una volta scartato, è questo qui. Si tratta di una vendemmia manuale, un unico vigneto, siamo nelle colline di San Michele e è un Brut Nature, quindi un vino che si abbina bene soprattutto anche l'estate. Sicuramente con i salumi di Giovanni ci può stare molto bene e anche con del pesce crudo, quindi diciamo che è adatto a questo periodo estivo. Grazie Anna, vedi, noi abbiamo abbinato la bontà dei prodotti alla bellezza di chi li produce. Certo, questo è molto Vero? bello. Sì. Vero? C'è la bellezza, la nuova generazione, la Certo. prima generazione, poi avevamo la vecchia generazione Il che nonno. era invece il Sì. nonno. No. Il Tu nonno. vuoi parlare di quel ragazzo che c'è lì in fianco alla Anna, quella bellissima donna? Quel ragazzo lì Sì, tu lo conosci? è dai. una meraviglia. Parlane Hai te. mai sentito? Ti sa che esiste
i spaghetti alla chitarra. Ah sì? Sì, ma tu lo sapevi? No. Ecco, Li abbiamo inventati insieme. bravo. Ah sì? Sì, e tu dovessi sentire quando le sue corde, che sono corde di chitarra vere, tu devi sentire le emozioni, ogni click, ogni mossa che fa, e te dà i grisui, te Sì. fa venire i grisui. E allora facciamo una roba, sentiamo il pezzo che ne ha preparato e dopo ne ho racconta anche. Anche bellissimo. Va bene. Bene. Il cielo d'Irlanda è un oceano di nuvole luce, il cielo d'Irlanda è un tappeto che corre veloce, il cielo d'Irlanda tuoi occhi se guardi lassù, che nega di verde ti copre di blu, ti copre di verde che ti annega di più. Il cielo d'Irlanda si sfama di moschio e di dare, il cielo d'Irlanda si sfugge ai capelli alla luna, il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, si ubriaca di stelle, di notte il mattino è leggero, si ubriaca di stelle, il mattino è leggero. Da donne alle isole Aran e da Dublino fino a Connemara, dovunque tu stia viaggiando con Zingarara, il cielo d'Irlanda si muove con te, il cielo d'Irlanda è dentro di te. Il cielo d'Irlanda è un enorme cappello di pioggia, il cielo d'Irlanda è un bambino che dorme sulla spiaggia, il cielo d'Irlanda a volte fa il mondo in bianco e nero, dopo un momento i colori li fa brillare più del vero, dopo un momento li fa brillare più del vero. Il cielo d'Irlanda è una donna che cambia spesso d'umore, il cielo d'Irlanda è una donna che gira nel sole, il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude con il ritmo della musica, si apre e si chiude con il ritmo della musica. La donna alle isole Nara e da Dublino fino al Connemara, dovunque tu stia viaggiando con Zingarara, il cielo d'Irlanda si muove con te, il cielo d'Irlanda è dentro di te. Da donna alle isole Nara e da Dublino fino al Connemara, dovunque tu stia viaggiando con Zingarara, il cielo d'Irlanda si muove con te, il cielo d'Irlanda è dentro di te.
Bene, siamo rientrati in trasmissione. Vogliamo sentire da Alberto che cosa ci racconta di questo pezzo che abbiamo visto, fantastico, fantastico veramente. Ma innanzitutto devo dire che magari fosse mio. Che magari... Magari fosse mio, nel senso che Il cielo d'Irlanda è una composizione di Massimo Bubola, che è un cantautore veronese, che è stato poi portato a successo da Fiorella Mannoia. Lui racconta che questa Irlanda di cui ha voluto raccontare un po' la storia romanzata e parlando del tempo, parlando della cultura e parlando anche un po' del turismo, gli ricorda un po' la sua vecchia Verona del post-guerra, del dopoguerra. E quindi una... come posso dire, un'economia, una società anche abbastanza arcaica, che però piena di suggestioni e piena di evoluzioni specialmente. È stata cantata dalla nostra grande Federica Capra, Certo. e arrangiata da me per quartetto d'archi, perché come ben tu sai io lavoro con un quartetto d'archi, quindi violoncello, violini, ma con i quali facciamo Led Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix e quindi musica tutt'altro che classica. Certo, ma io ho scelto questo pezzo perché a me piace moltissimo, è fatto da te Federica, è straordinario veramente. Ti ringrazio Alberto. Grazie a te. Adesso, dopo Alberto, cosa dici? Se noi vediamo cosa hanno da dirci i nostri amici, Ah, beh, sì. quelli che ci sostengono, andiamo a vederli. You're silent and inside as you switch out the light. You're silent and inside as you switch out the light. You're silent and inside. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui ed è qui che ogni cosa comincia. Bene, e io approfitto per, siamo rientrati in studio, abbiamo visto i nostri amici, per parlare di un'azienda che questa sera non c'è qui presente, però è l'azienda da Re. Armando con i suoi fratelli ci ha sempre sostenuto e ci sosterrà. Comunque te lo devo dire anche la prossima volta. Ok. Poi agli altri chiederemo, si raddoppia un po', ma insomma va bene così. Il pane che noi abbiamo sempre presentato, realizzato dall'azienda che abbiamo visto nella promozione, cioè dall'azienda da Re, è il pane che noi abbiamo sempre utilizzato nelle tue ricette, vero Armando? Sì, vero. Benissimo.
Allora, facciamo un applauso Fortunato. alla regia e agli operatori che sono veramente straordinari. Naturalmente presentiamo i prodotti di coloro che ci hanno aiutato in questo nostro viaggio nelle ricette di Armando. La Malga Valmenera ci presenta i suoi formaggi. Poi abbiamo Giovanni Balbinot, che è veramente un produttore come si possono dire, di una delle peculiarità nostre del Veneto. Lui fa dei salumi in proporzioni molto ridotte, perciò sono di ottima e di grandissima qualità. Il suo collaboratore Roberto, se vuoi dirci qualcosa dei tuoi prodotti e della tua birra. Sì, certo. Allora, noi abbiamo questa azienda agricola e facciamo tantissime cose, a volte troppe, credo, però è molto divertente perché appunto la stagionalità è tutto molto vario, e tra le cose che facciamo soprattutto d'inverno ci sono appunto i salumi. E facciamo i salumi tipici veneti, però alleviamo i maiali, li alleviamo in una stalla molto grande dove usiamo la paglia che produciamo quando facciamo l'orzo, che usiamo per fare la birra. E quindi cerchiamo anche di dare un po' di circolarità ai nostri prodotti. Di birre ne facciamo 2, che presentiamo anche questa sera qui, visto che c'è la pizza, sono perfette, mentre con i salumi magari un vino appunto ci sta meglio. E vabbè, tra le altre cose poi abbiamo le viti di Prosecco e siamo fornitori anche appunto di un'importante azienda che è qui. E hai un grande collaboratore lì in fianco. Sì, che è un norcino, Che è un quindi norcino. senza di lui difficilmente Roberto. faremo dei salumi buoni, perché noi gli facciamo la bassa manovalanza, però l'arte è sua. Lavora con noi da 2 anni e questo è stato un grande acquisto per i salumi. Grazie Giovanni, grazie. Vicino a te c'è Carlo De Bastiani, editore e il quindicinale, oggi Treviso. Un saluto lo vorrei fatto anche da te, insomma, ecco. Ah, dovevo avvisarti. Ma guarda che è tutto improvvisato, diglielo. Ah, sì, Tu guarda. lo conosci, Carlo? Sì. Da quanto tempo? Ma lui è bravo quando sono queste cose improvvisate. Ma io ti dirò che l'ho visto l'altra sera, mi ha come si dice, mi ha entusiasmato. È intervenuto in occasione della cena del quindicinale, mi sembra, no? Era uno showman. Ah, Bravo, addirittura. Carlo. Sì, Grazie, bravo. grazie. Mi hai chiesto da quanto conosco Armando? Sì, Digli Allora, la storia io in breve. ho conosciuto Armando un giorno, ero molto giovane, avevo 17 anni, 18 anni, mio papà aveva questa casa editrice e aveva aperto questo giornale e io mi occupavo della pubblicità, di raccogliere pubblicità. Andando a raccogliere pubblicità, arrivo comincio con i ristoranti, quelli che contano, e vado alle Tre Panocce. famoso Trepanocci. Famoso Tre Panocce. Conosco Armando, il quale mi dice: ragazzo, qua le spese sono tante. Sì, le spese sono tante, investire in pubblicità mi piacerebbe, però in questo momento non me la sento. Però mi fa: nel cassetto ho una cosa che magari potrebbe interessare alla tua famiglia. Ecco, ho un libro di ricette con il radicchio che ho presentato a destra e a sinistra e nessuno vuole pubblicarmelo. E io Perché è molto particolare. è no? molto particolare, perché adesso si pensa così, ma un libro, come ricette tutte ricette di radicchio? Sì, 650 ricette, tutte a base di radicchio. Io pensavo che con il radicchio si facesse il riso, l'insalata e finita lì, no? Era gli anni 1881, non... Sì. L'altro ieri, insomma. Allora torno da mio padre, gli racconto sta storia e mio padre: un libro con tutte le ricette, interessante. Vabbè, se trovi interessante tu, andiamo su e ti presento Armando. Siamo andati su da Armando e che io dopo non mi sono più occupato di questo. Quello che vi racconto è quello che ho saputo dopo. E praticamente questo libro bisogna fare anche l'editing del libro, quindi scriverlo, i titoli delle ricette, eccetera. E mio padre andava su da Armando, non so per quanto tempo. Abbiamo passato agosto
non andando in ferie, a completare il libro, il volume. Sì, un bel po', e là, dopo il servizio, mi sembra dopo la serata, mangiavate, anche per me una buona forchetta, come lo sono io. Perché mi dice, ma sta ricetta qua, Dario, non era dicho agosto, mica faria anche a cercare, e ora si faceva altre ricette così, tanto per stimolare un po' la E insomma, vabbè, a un certo punto il libro era confezionato e tutto, abbiamo avuto anche la fortuna che Armando l'ha presentato in Rai, quel libro là, in una trasmissione televisiva, per cui l'ha anticipato. Sta di fatto che abbiamo pubblicato questo libro e mi sembra che abbiamo stampato inizialmente 1000 copie. Quindi. E insomma, pubblichiamo queste 1000 copie, i distributori in pochi giorni sparite tutte. Mamma mia, cosa facciamo, cosa non facciamo? E ne si stampano altre 3000, sparite tutte. Nel percorso del Natale lavoravano e c'era chiama la tipografia, allora non avevamo ancora la tipografia nostra, chiama la tipografia e là metti in stampa questo libro. Insomma, abbiamo fatto 10 edizioni in tutti questi anni, non so quante copie perché dopo abbiamo perso il conto, e quindi la nostra famiglia è molto legata alla famiglia di Armando, perché è stata la famiglia, Armando è quello che ci ha lanciato, è quello che e ci ha da allora avete fatto 12 libri. E dopo, come Armando, non li ho più contati quanti libri abbiamo fatto. 12. Noi, ne abbiamo fatti nella nostra tantissimi. trasmissione abbiamo presentato il 12° e parliamo della sua famiglia. Sì. Lui parla della sua famiglia, di nonna Nella. Nonna Nella. Nonna Nella No. era per i tuoi nipoti. Sì. Sì. Bene, grazie Carlo. Grazie a voi. Vedi che la tua presenza era indispensabile perché è importante, sei stato il sostegno e lui il tuo sostegno. Sì. E lì a fianco a te abbiamo il presidente della Proloco di San Pietro di Feletto, che dicevo prima di intervenire te vorrei andare a vedere un attimo la cucina, che cosa ci ha preparato, vero? Possiamo? Benissimo. E allora, buonasera, siamo in procinto di preparare una pizza che dovrebbe essere la pizza di Armando, questa sera è il nostro carissimo ospite. Si tratta di una focaccia a lunga lievitazione qui e ad alta idratazione. Uso un blend di 3 o 4 farine a seconda della giornata. In questo caso è una focaccia molto morbida, potete vedere, molto alveolata e molto morbida. La farciremo in maniera abbastanza semplice e abbastanza mediterranea. Useremo una burrata di Puglia, dei pomodorini semisecchi siciliani, delle acciughe, delle olive taggiasche, un po' di basilico e per finire qualche fiorellino di montagna. Dario, ma tu metti questi fiorellini di montagna che sono così belli da vedere, e io credo che diano un tocco più elegante alla pizza e anche al gusto della pizza. Mi fa piacere che hai trovato anche queste cose così di montagna. Diciamo che sono dei piccoli accorgimenti, perché anche l'occhio vuole la sua parte, insomma, certo, quando tu lo certo. sai benissimo. E poi ci metti per caso dell'olio, no? Diciamo che un po' di olio l'abbiamo messo nella fase di cottura. Questa focaccia, come vedete, ha subito una precottura, poi andremo a terminare la cottura nel momento in cui avremo disposto gli ingredienti sulla stessa, ma c'è stata una precottura una mezz'oretta fa con dell'olio extravergine d'oliva. Adesso scusami Dario, l'olio extravergine d'oliva che tu hai adoperato in questa focaccia, come dire, è neppure baciato, è extravergine, neppure baciato. non lo so se è stato baciato, dicono, ma sa com'è, la mano sul fuoco non la metterei. Allora io passerei all'esecuzione, facciamo fare al nostro maestro Dario questa pizza e vedete come dispone tutti gli ingredienti. Sì, allora permesso, partiamo ovviamente con la stracciatella di burrata che disponiamo su tutta la superficie. Tu la metti subito così prima sì, di questa? Sì, in questo caso. Per quale motivazione? Allora, l'osservazione è giusta. Allora, la stracciatella andrebbe anche diciamo in favore degli spettatori. Sì. Diciamo che la stracciatella di burrata andrebbe consumata a crudo, a freddo. In questo caso, avendo fatto una precottura della focaccia, starà a pochissimo in forno il tempo di riprendere temperatura e quindi di amalgamare
brevemente gli ingredienti e poi usciremo subito, quindi non sarà così stressata dalla cottura come lo sarebbe eventualmente una mozzarella che dovesse andare in cottura. Ecco. E poi prevale l'acciuga prima o cosa metti prima? Direi che io partirei con l'acciuga, seguo con le olive. Questi qua li metterei quasi a fine cottura perché sono già diciamo pronti, anche qui semplicemente per dargli temperatura, per amalgamarli al tutto, ma non cotti, ecco, diciamo, non amo che siano bruciacchiati o che prendano colore in forno, insomma. E disponiamo poi, spezzandolo a mano, ovviamente il basilico, che dà un po' profumo. Vedi che bei colori. Lasciamo ad Armando una qui allora. Facciamo, che dire, guardiamo, completiamo questa pizza con dei fiordalisi di montagna, che quindi si può chiamare una pizza che può essere creata per gli innamorati, perché ha questi colori che danno un stile di amore, di fantasia, di bellezza, ecco, quindi se vuoi aggiungere qualcosa. Assolutamente no, direi buon appetito. Bellissimo. Questo è quanto. Bene, grazie a tutti. Bene Armando, vedi, abbiamo un po' degustato quelli che sono i prodotti del Valmanera e quelli di Prati di Meschio, i salumi, i formaggi, buoni. Tutto quello che è naturale, prodotto veneto, perché noi abbiamo fin dall'inizio pensato di promuovere le peculiarità venete. Naturalmente accompagnate da un prosecco straordinario, delle manzane, e accompagnate anche dalla birra di Prati di Meschio e dal pane da re. E adesso rientriamo perché stavamo dando la parola a Arcangelo, che lui queste cose le consuma naturalmente perché nella sua proloco lui consuma prodotti di qualità. Sì, intanto ti ringrazio dell'invito in questa ultima puntata della trasmissione, perché essere a tavola come maestro della tavola appunto dello spessore di signor Zanotto è un piacere. E poi come proloco, sì, siamo sempre stati vicini alle attività del Veneto Globe e a molte attività che con i commensali siamo qui stasera, quindi è un piacere e un onore parteciparci. Grazie Arcangelo, vedo che stanno arrivando le pizze, Ceschin, sentiamo un po', così nel frattempo arriva anche il padrone di casa. Niente, io volevo ringraziare intanto Armando Zanotto perché ci ha dedicato del suo tempo prezioso alla nostra idea che è partita così un po' in maniera sbarazzina, no? Bravo, sì, ecco. sì. Però io dal nome di tutto lo staff di Veneto Globe vogliamo ringraziare anche Bruno che ci ha dato l'opportunità di collaborare e speriamo di continuare, anzi senz'altro questo autunno riprendere alla grande, anche se abbiamo in progetto qualcosa per l'estate, no? Faremo qualcosa per l'estate, tanto per spezzare. Sì, per spezzare un po' così. Ecco, allora grazie a tutto lo staff di Veneto Globe, grazie Bruno e alle prossime. Grazie. Abbiamo, intanto che aspettiamo il padrone di casa, sta arrivando, vogliamo prima dell'ultimo intervento, volevo far intervenire Floriano Zambon, che è un nostro amico da tanti anni. Lo facciamo intervenire adesso? Benissimo. Floriano, a te, guarda, io non ti ho spiegato niente della serata, ma hai, penso, capito quello che era lo scopo di questa serata, trovarsi un gruppo di amici e degustare i prodotti veneti. Intanto sentiamo Guarda, io Floriano. vedo che sta arrivando. Floriano. Beh, insomma, bellissima tavolata questa sera. Certamente parlare di Armando significa parlare del grande ambasciatore di questo territorio. Non va dimenticata tutta la sua storia, non vanno dimenticate le sue intuizioni, penso al cocco radicchio, al cocco fungo, quando effettivamente la cucina
ha fatto il salto di qualità, e grazie a quelle rassegne, grazie anche alle opportunità che Armando ha avuto e che ha dato al territorio, c'è stata la possibilità di andare sulle televisioni nazionali. Le amicizie, i collegamenti che aveva sono noti, per cui non li ricordo, però Armando è un'icona secondo me della cucina trevigiana, e penso che questo gli vada riconosciuto, e quindi il Veneto Globe ha fatto bene a trovare questo spazio, e penso sia di reciproca soddisfazione. Sono sicuro che Armando, che è un vulcano, indubbiamente serba iniziative e sorprese per il futuro, perché senz'altro. non è uno che si ferma, No, e quindi assolutamente. sono convinto che farà sicuramente ancora parlare di sé, Certo. non solo con la riedizione del libro sul radicchio, perché penso che arriverete alle 11. Quando è che siete arrivati? Insomma, ecco, ce ne sarà un'altra sicuramente, ma Certo. vedo che sono i 12 libri ci sono e hanno avuto tutti quanti successo. Ecco, io penso che seguire la cucina di Armando significhi anche veramente non solo riscoprire la tradizione, ma anche apprezzare quelli che sono un po' gli azzardi, perché lui è comunque uno di quelli che Certo. sperimenta, non è che si sia fermato alla tradizione e a proporre la tradizione come magari hanno fatto altri. Non ha fatto neanche la scelta della nouvelle cuisine esclusiva, perché non No. è assolutamente neanche quella, quindi secondo me è il giusto equilibrio, ragione per cui parleremo ancora di lui e si parlerà ancora di lui in futuro. Grazie. Per quanto riguarda Bruno, lo ringrazio, perché Bruno è sempre così gentile da lasciarmi spazio e da consentirmi anche di intervenire, però a questa tavolata abbiamo avuto la possibilità di apprezzare queste specialità. Credo che dobbiamo essere orgogliosi del nostro territorio. Certo. Dobbiamo essere orgogliosi della tradizione dei prodotti e culinaria del territorio, però quello che vorrei evidenziare, quindi il nostro bagaglio, il nostro zaino è importante, però sicuramente va valorizzata anche l'attualità, e quindi le persone che avete presentato questa sera, il Norcino, che poteva essere una figura un po' desueta, o quando penso al Casaro, no? Che c'è stato un periodo in cui sembrava che il Casaro non dovesse più esistere, oggi è tornato in auge, Certo. e secondo me è importante che sia così, perché Certo. si sposa benissimo con il resto che esprime questo territorio. Quindi io non aggiungo altro, vi auguro buona serata, e ringrazio anche Enoteca Veneta, che è in partnership con la Fondazione Enologica, conduce questo locale in maniera ottima, e quindi mi auguro che anche questo sia un bel biglietto da visita per la Certo. comunità e per il territorio. Grazie Floriano, grazie veramente. E adesso aspettiamo il re della serata, colui che ci ha deliziato con la preparazione di questi piatti, con dei prodotti che arrivano da qui vicino, chilometri 000, e col maestro che arriva da chilometri più zero ancora, perché qui sotto Certo. abita qui, anzi abita qui sopra il maestro. Ad ogni modo, Vogliamo rivedere i nostri amici nei video? Vediamoli. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. Ed è qui che ogni cosa comincia. Buonasera signori, buonasera. Eccoci qui col padrone di casa Dario. Buonasera. Cosa dire? Grazie. Grazie a voi della presenza, a tutti quanti, quelli che conosco, Adesso- che non conosco. Buonasera a tutti.
Adesso, buonasera signor Floriano. adesso ti siedi laggiù, ti prendi il microfono Certo. e ci racconti come sei riuscito te, no? Dario Possamai e la Silvia, Sì. a fare tutto questo. Adesso ci provo. Quella che vediamo adesso è la coppia che ci ha permesso di fare questa serata. Naturalmente con la loro collaboratrice, l'Alessandra. Dobbiamo fare un applauso a tutti, veramente bravi. E noi andiamo a sentire loro e poi chiudiamo la serata io e te. Beh, brevissimamente, come siamo arrivati qua? Come dicevamo, abbiamo detto 4 anni fa, per noi è un piacere e un onore essere qua. Questo secondo noi è una bellissima struttura che ha delle grandissime potenzialità. Quindi per noi è stata l'inizio di un'avventura 4 anni fa che poi è stata interrotta o comunque in qualche maniera ostacolata, diciamo così, dalle vicissitudini che tutti conosciamo. Sono superate, siamo di nuovo qua. Io credo moltissimo in questa avventura, credo in questa struttura, in questa meravigliosa Enoteca Veneta e quindi benissimo così, insomma. Ecco. Grazie Dario, grazie Silvia, un applauso. Grazie a voi della presenza, a tutti quanti. Grazie ancora. Armando, che dire? Noi abbiamo fatto poco, hanno fatto molto loro questa sera, hanno fatto certo, molto i nostri sponsor, i nostri Certo. amici durante le trasmissioni che abbiamo fatto. E Abbiamo speriamo fatto che tante, questi sai. sponsor gli sia così vicini abbiano il cuore. anche adesso che riprenderemo a settembre, che abbia quel cuore molto sensibile E che magari di- ci trovino qualche amico anche. sì, di continuare a presentare i vostri prodotti e noi li faremo esaltare, no? Come li abbiamo sempre fatti Sì, esaltare. con i piatti, con le ricette. Certo. Quindi, che dire a un generoso prosecco come tu hai presentato questa sera, no? Che dire fare un risotto con questo prosecco e arricchito con chicchi d'uva prosecco sopra. Da provare. È una libidine, perché il chicco d'uva prosecco lo congeli e tu quando lo metti sul riso che tu porti a cottura sempre col vino prosecco, non col brodo, ovviamente il vino prosecco deve essere evaporato, allora non ti dà fastidio, rimane la sua bella acidità e quando tu degusti questo risotto, che metti questo risotto gustandolo nelle tue papille gustative e che ti capita magari un chicco d'uva ghiacciato di prosecco, è una sensazione meravigliosa, è come un'estasi d'amore. Come fare, Quindi, come fare senza di te, come un poeta come te. Ma è la adesso- verità, non è che è conto, vero, è vero. non è che conto Però bugie. questa è Queste la- sono è la emozioni prossima. che io vorrei dare. Sì, ma è la- Io vorrei dare queste emozioni. È la Sì, cosa prossima. di tu? È la prossima trasmissione. Noi dobbiamo ringraziare anche tutti gli ascoltatori, Certo. fare un applauso a tutti, ringraziare tutti e dire un appuntamento lo diamo a presto, a diciamo presto. a presto. A presto. Grazie a tutti, grazie ai nostri ascoltatori, ciao ciao, ci vediamo presto. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui ed è qui che ogni cosa comincia.